Buongiorno a chi è in presenza qui in biblioteca ad Abano Terme e anche a chi ci segue online in streaming sui canali YouTube del Veneto Legge, sulla pagina Facebook del Veneto Legge. Siamo qui stamattina per questa festa della lettura inclusiva che ha come titolo Leggere tutto, leggere tutti, è alla seconda edizione. Ma prima di cominciare cedo la parola all'assessore alla cultura di Abano Terme per un saluto. Buongiorno, sono Cristina Pollazzi, sono assessore alla cultura e all'istruzione di Abano. Io ringrazio tutti i presenti, sia di persona che a distanza, per questa festa di cui noi celebriamo la seconda edizione. Quest'anno abbiamo diviso la festa in 3 incontri. Oggi, quello di oggi è dedicato alle biblioteche, quello del 2 ottobre invece è dedicato alle cooperative e alle associazioni e infine il 19 novembre è dedicato alla scuola. In maniera che tutti i settori che si interessano di queste tematiche vengano coinvolti, in quanto il leggere dà ricchezza e crescita ad ognuno. Appunto, leggere tutto, leggere tutti. Ringrazio in particolare chi ha collaborato per questa iniziativa e per questa edizione. In particolare AIB Veneto, Leggere per Leggere Barchetta Blu ed è presente anche Mi Leggi. Per i prossimi incontri avremo nuove idee e Prometeo fare sapere per appunto l'ultimo incontro, quello con i docenti. Ringrazio ancora per la sensibilità che vi ha portato ad essere qui presenti e spero che il messaggio di includere tutti, ognuno nella lettura passi per tutte le possibilità di veicolazione. Buon lavoro a tutti quanti. Sono in compagnia di Marina Zulian e Oreste Sabadin che cura la regia tecnica stamattina. Questa giornata si inserisce all'interno delle manifestazioni che fanno da traino di avvicinamento alla maratona di lettura Il Veneto Legge. Il Veneto Legge è arrivata alla 5ª edizione, il 24 settembre, quindi la prossima settimana, in tutto il Veneto si leggerà e oltre a leggere nelle scuole, nelle biblioteche, ma anche nelle librerie, abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri di letture per avvicinarci e anche degli incontri in presenza e a distanza per fare delle riflessioni intorno alla promozione della lettura. La maratona di lettura è promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche, la sezione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale e ha come partner anche i librai del Veneto e gli editori veneti. Quindi un po' tutta la filiera del libro si mette insieme per promuovere libri, lettori, letture. Stamattina ritorniamo ad Abano a un anno di distanza dalla prima festa e l'altro anno nella conversazione che si era svolta come stamattina c'era il presidente AIB del Veneto Daniele Brunello e nella conversazione era uscita l'idea, ma forse anche l'esigenza di fare una piccola ricerca, perché voi sapete il tema della lettura, dell'inclusività nella lettura è un tema che
le biblioteche, ma non solo naturalmente. Mi viene da dire dovrebbe essere sensibilità ormai acquisita, no? Per l'accessibilità alla lettura, ma l'accessibilità più in generale. È come dire, è un'attenzione che sta nella convivenza, nella base, mi viene da dire, della democrazia, cioè consentire l'accesso a tutti all'informazione, ai luoghi. AIB cura dei progetti anche a livello nazionale che curano l'accessibilità alla lettura e si era pensato appunto lo scorso anno di fare una piccola indagine tra le biblioteche venete per capire qual era lo stato delle cose, nel senso che si dice accessibilità, ma poi l'accessibilità si deve tradurre in azioni, in concretezze, in progetti. Per cui stamattina con noi c'è Silvia Tortato, che è vicepresidente di AIB Veneto, che volentieri abbiamo invitato perché ci illustri come è andata, i risultati di questa ricerca. Sono Silvia Tortato, vicepresidente della sezione regionale di AIB Veneto e vi saluto anche da parte del nostro presidente Daniele Brunello e di tutto il nostro gruppo di lavoro. Allora, questa indagine è stata fatta appunto proprio per capire la situazione per quanto riguarda le biblioteche venete sul patrimonio librario e le iniziative che possono essere... La voce più di così? Scusate, è un tono di voce... Va bene. E quindi appunto questo questionario che cerca di capire la situazione del patrimonio, delle iniziative volte all'inclusività appunto delle biblioteche venete. Parlare di inclusività in questo momento è molto importante, soprattutto dopo 1 anno e mezzo di Covid, quasi 2 anni, per fortuna la situazione sembra andare in miglioramento, ma per le biblioteche la situazione è stata molto difficile, abbiamo perso purtroppo anche utenti, insomma è molto difficile accedere alle biblioteche per gli utenti anche più affezionati, quindi anche parlare di persone con disabilità, di tutti dei progetti per avvicinarli, penso sia fondamentale anche in questo momento per un rilancio che non lasci indietro nessuno. Come i tempi magari sono stretti, possiamo già vedere i risultati del questionario, a cui hanno aderito quasi 300 biblioteche appunto di tutta la provincia. Non so se posso girarmi perché altrimenti non lo vedo da qua. Allora, come vedete quasi 300 risposte, la maggior parte delle biblioteche che hanno partecipato sono biblioteche di pubblica lettura, una piccola partecipazione da parte delle università, qualche biblioteca scolastica, qualche biblioteca privata, qualche ecclesiastica, però insomma giustamente la risposta principale è arrivata dalle biblioteche di pubblica lettura. Se magari Oreste ok. Oreste, se per favore scendi un secondo perché non vedo. Vabbè, per quanto riguarda, scusate, la provincia abbiamo visto una partecipazione abbastanza adeguata da parte di tutte le province. Padova ha risposto molto positivamente con un 30, quasi 30%, poi abbiamo Venezia, Verona e insomma magari una minore partecipazione da altre province come Belluno, però comunque il campione è stato ampiamente rappresentato. Vediamo proprio nel dettaglio adesso del materiale posseduto. Abbiamo chiesto che in biblioteca sono presenti libri in forma della comunicazione aumentativa alternativa. I risultati anche qui vediamo che abbiamo avuto un 26% di biblioteche che hanno una loro sezione dedicata proprio a questo tipo di materiale, mentre quasi un 42%, ok, grazie Oreste, scusate, un 42% del materiale delle biblioteche non possiede materiale, mentre un 24% delle biblioteche non hanno proprio una sezione dedicata, quindi non hanno nessun tipo di materiale che possono fornire ai loro utenti. Se magari
Scendiamo così vediamo la prossima domanda. Qua non si rimane bloccato forse. Sì, forse magari un po' più in grande così. Ci vedete un po' di più? Un po' di più. Non si riesce ad aumentare. Va bene, allora. Sì, beh certo, poi ma li mettiamo anche nel sito nostro, così potete vedere tutti nel dettaglio. E avevo chiesto se in biblioteca sono presenti libri a grandi caratteri e la risposta è stata anche lì un po' di luce e ombre perché quasi un 35% non possiede materiale, un 6% ha materiale con una sezione dedicata, mentre un 30% ha sì al materiale ma non ha sezione dedicata. Scusate, faccio un po' fatica anch'io a leggere perché anche qui è molto, molto piccolo, quindi forse mi conviene guardare da qua, purtroppo. Allora, sono presenti, poi abbiamo chiesto se sono presenti libri in lingua o servizi in braille. Anche qui purtroppo quasi l'80% delle biblioteche ha detto di no, che non sono posseduto questo tipo di materiale, mentre un 14% ha detto di sì, però non ha una sezione dedicata, quindi l'utente che arriva ha delle difficoltà ovviamente a capire, deve essere comunque seguito da un bibliotecario, mentre un 7% ha anche una sezione dedicata proprio a questo tipo di materiale. Per quanto riguarda i silent book, 67%, quasi 68% di biblioteche ha materiale ma non ha una sezione dedicata, un 22% ha materiale ma e hanno una loro sezione dedicata, mentre un 10% non ha nessun tipo di silent book. Vediamo la prossima domanda. In biblioteca sono presenti tavole per il kamishibai, non so se lo conoscete, quel tipo di teatrino per fare le letture, e l'80% ha detto di no, che non possiede questo tipo di materiale, un 13% sì, ma vabbè, non ha una sezione dedicata, vabbè, mi rendo conto che magari parlare di sezione per questo tipo di materiale può essere un po' difficile interpretazione. E invece qualcuno ha detto che un 6% ha detto sì, probabilmente ha un settore della biblioteca dove è stato messo anche il kamishibai. In biblioteca sono presenti audiolibri, un'altra domanda, un 40% ha detto di sì, hanno la loro sezione dedicata, un 17% ha detto di sì, ma non hanno una loro sezione dedicata, un 37% ha detto di no. Poi, per quanto riguarda la biblioteca, il download di ebook con piattaforme, la risposta è stata più che positiva. Oramai con il servizio di Manual di Rete Indaco il servizio è molto capillare, quindi il 95% aderisce ad una rete per scaricare materiale in formato digitale e il 5% non aderisce, ma sicuramente magari saranno piccole biblioteche, magari di rete scolastiche, che sono magari fuori dai poli principali. Continuiamo a vedere le domande. In biblioteca sono presenti se sono presenti in lingua originale. Anche su questa domanda devo dire siamo rimasti anche un po' dispiaciuti perché dalle risposte il 91% possiede materiale, mentre l'8% no. Però abbiamo chiesto che tipo di materiale, che tipo di libri in lingua posseggono le biblioteche, vediamo un po' i risultati. Vediamo. Allora, maggior parte del materiale è lingua inglese, come potete vedere quasi tutte le biblioteche, se non tutte, lo possiedono. Poi c'è il francese, il tedesco, lo spagnolo, c'è comunque una buona, discreta rappresentanza di biblioteche in arabo, in cinese, in rumeno, mentre quando cominciamo a scendere verso le biblioteche, le lingue magari meno conosciute, meno
conosciute, vabbè, magari per gli italiani, cominciamo a avere molto poco, quindi albanese, portoghese, ucraino, giapponese, il Bangladesh, Tamil, vediamo qualcosa in norvegese, quindi vabbè, è stato messo anche latino, antico greco, ma vabbè, forse non era quello che ci interessava per l'indagine, quindi pochissimo materiale, quindi penso a tutto il gruppo di immigrati che, insomma, che oramai vivono in Italia, anche in Veneto, abbiamo parecchi cinesi, arabi, gruppi del Bangladesh, che trovano in biblioteca molto poco, e quindi anche su questo penso ci sia molto da lavorare per fornire appunto sia agli adulti che ai bambini dei libri anche in maniera che stiano a contatto con la loro lingua, e questo anche per avvicinarla alla biblioteca, perché altrimenti diventa un ambiente un po' respingente se non trovano materiale che comunque li avvicini alla loro quotidianità, al loro vissuto. E vabbè, poi abbiamo chiesto se i materiali in lingua per quanto riguarda le fasce di età, quindi anche lì c'è una buona rappresentanza, sia primi libri che libri per ragazzi, che per i giovani e per gli adulti. Poi abbiamo chiesto se le biblioteche hanno mai partecipato a progetti specifici sull'inclusione, e anche qui la risposta, come vedete, insomma, fa riflettere, perché l'80% delle biblioteche non ha mai aderito a progetti sull'inclusione, solo un 20%. Quindi, insomma, penso che ci sia parecchio da lavorare, su cui riflettere da questi dati. Magari se Oreste vuole scorrere, abbiamo chiesto quali iniziative, non ve le sto a elencare tutte perché altrimenti passiamo la mattinata, però magari sono molte iniziative molto a spot, quindi magari da parte degli assessori di qualche comune, però non iniziative radicate nel territorio, qui fare rete, perché il nostro obiettivo è fare rete, arrivare a condividere progetti, confrontarci anche sull'impatto positivo o negativo che possono avere questi progetti. E comunque poi abbiamo anche chiesto quante biblioteche vogliono continuare a essere contattate e aderire a dei progetti, e la risposta, insomma, è stata molto positiva, quindi speriamo appunto anche da non so se magari Oreste riesce a trovare il sito. È un progetto proprio dedicato all'inclusione degli immigrati. È un progetto appunto partito, che nasce dal progetto che conoscerete sicuramente di Nati per Leggere, quindi avvicinare tutti i bambini alla lettura, ma per quanto riguarda ovviamente le fasce di popolazione straniere, c'è la difficoltà appunto di reperire il materiale. Non è solo un problema di reperire materiale, perché comunque magari anche l'editoria in Italia non dà la possibilità di avere tantissimo nelle lingue meno conosciute all'italiano, possono essere l'arabo, il cinese, il Bangladesh, ma anche un problema di traduzione, di traslitterazione, quindi anche i cataloghi rendono molto difficoltoso accedere a questo tipo di materiale, quindi c'è tutto un lavoro che deve essere fatto anche da parte delle biblioteche, dei catalogatori, per rendere possibile a un utente straniero che magari non conosce l'italiano di accedere a questo materiale, anche magari attraverso la traslitterazione, certo, però se uno straniero non conosce l'italiano, la traslitterazione renderà molto difficile usufruirlo. Il progetto è molto bello. E per il Veneto la biblioteca capofila, la biblioteca Bratto con Fiamma De Salvo, che vi saluta, che purtroppo non è potuta essere presente neanche lei, ma vi saluta, ha lavorato tantissimo per questo progetto, e chiunque voglia avere informazioni può rivolgersi a lei e a noi di AIB. Per le biblioteche che vogliono aderire, la possibilità di avere anche una valigia di quasi 180 titoli, dove ci sono appunto libri in ogni tipo di lingua che una biblioteca può chiedere di poter ospitare nel suo settore, insomma, sia per bambini, in maniera che possano avvicinarsi appunto a questo progetto e avvicinare appunto gli stranieri. Quindi chiunque voglia conoscere appunto questa iniziativa, chiedo appunto di contattare noi di AIB Veneto e Fiamma, e soprattutto anche di informarsi su questa valigia che è magica, dove ci sono un sacco di titoli in varie lingue,
e di informarsi sul progetto. Un altro progetto dedicato all'inclusività, che non è un vero progetto, ma è un premio da parte di AIB, a cui teniamo molto, è il premio Benante. Maria Benante è stata una bibliotecaria pugliese che si è tantissimo dedicata all'inclusività ed è morta tragicamente, e AIB ha dedicato proprio un premio, un premio simbolico ovviamente, non è un premio in denaro, che dà ogni anno alle biblioteche che fanno dei progetti più validi. Non so se magari Oreste riesce a farci vedere il sito. Ecco appunto questo premio Maria Benante. È da poco che è nato questo premio, Maria Benante è morta nel 2019, però se vedete in alto a destra ci sono i vari progetti che hanno aderito, quindi chiunque magari trovasse dei progetti particolarmente interessanti, magari vuole provare a replicarli o avere informazioni alla propria biblioteca, può liberamente contattare le biblioteche che hanno partecipato. Vorrei chiudere questo intervento facendo vedere alcune delle schede che appunto ci ha inviato la collega Fiamma De Salvo, se magari Oreste riesce a recuperarle, quelle schede che ci aveva mandato la Fiamma. Secondo, sta lavorando tantissimo sull'inclusione, mi sento proprio di segnalare il lavoro della collega, perché i lavori sull'inclusione mi rendo conto siano molto difficili e quindi una biblioteca che tanto si spende, giusto? Sì. Un secondo se arrivano le schede, così. Non si arrivano, se no ve ne parlo così a voce. Ce la sta appunto, a parte il progetto Mamma Lingua, adesso cosa mai riusciamo a vedere la scheda, un altro progetto molto interessante e molto bello che chiunque voglia saperne di più è il progetto InBook. L'InBook sono questi libri tradotti in segni, proprio per chi ha difficoltà a leggere. Non esiste una grandissima produzione editoriale in Italia e quindi è un progetto in cui ci si aiuta con dei volontari. Quindi chiunque bibliotecario, ma anche utente, cittadino, che voglia contribuire appunto a creare questa rete di traduttori, può rivolgersi a Fiamma in maniera da dare una possibilità di avere materiale in più. Vediamo, eccolo qui. È proprio questo il progetto InBook, ci sono ovviamente delle case editrici, se si riesce un po' a aumentare. Ci sono proprio questi simbolini che traducono, ma non sono dei simboli, cioè riescono a tradurre anche aspetti molto più complessi dell'aspetto narrativo. Ci sono queste case editrici, Angolo Manzoni, Sonda, Bianconero, però proprio questo progetto di rete di volontari vuole aumentare la possibilità di avere altri testi attraverso l'opera appunto dei traduttori. Poi se vediamo altre schede, ovviamente c'era il progetto Mamma Lingua, un altro progetto che magari vorrei chiudere, che mi è piaciuto tantissimo, è il progetto del Reading Dog. Cos'è il Reading Dog? È la lettura con l'aiuto dei cani, dei nostri amici a quattro zampe. Sono iniziative che sono nate 20 anni fa negli Stati Uniti, sono arrivate anche in Europa. Eccolo qui, mi è piaciuto tantissimo, mi piace proprio chiudere il mio intervento con questo progetto e aiuta proprio i bambini e i ragazzini magari affetti da dislessia, ma anche tutti i ragazzini e i bambini che magari hanno blocchi emotivi, che si sentono molto intimiditi, che hanno difficoltà magari a parlare in classe. Mentre, ecco che bellissima questa immagine, lavorare appunto con i cani in ambienti molto, in un ambiente magari protetto come la biblioteca, quindi non essere giudicati magari dai propri amichetti o magari dalla maestra, ovviamente c'è la collaborazione delle maestre, delle scuole elementari, della logopedista, però tutto questo aiuta i ragazzini e i bambini a superare i blocchi. La presenza appunto dell'animale, della pet therapy può dare un aiuto proprio a superare
le difficoltà di apprendimento e di lettura. Quindi mi è piaciuto proprio ricordare questa iniziativa, perché appunto le possibilità di fare inclusione, di fare progetti originali alternativi sono tante, e sta un po' anche alla nostra passione, alla nostra voglia di fare come bibliotecari operatori del settore, spendersi per dare la possibilità veramente a tutti di accedere alle nostre biblioteche, insomma, le nostre... Dimmi. Sì, sì, assolutamente. In Brat. Sì, c'è un'associazione, Rock in Motion mi pare si chiami, con cui collabora la biblioteca, e eventualmente, se sei interessata, si può contattare Fiamma, appunto, della Brat, e avere appunto nei dettagli. So che quest'estate vedevo anche nella pagina Facebook che era iniziata proprio l'iniziativa. Bene, grazie. Grazie a voi. Questa ricerca, come avete visto, non è che non succedano cose all'interno delle biblioteche di pubblica lettura, succedono un sacco di progetti, anche i dati, no? I libri, non tutti, ma libri se ne trovano. Il problema è sempre un po' la parcellizzazione, cioè tutti si muovono in ordine sparso, e come diceva Silvia, la cosa importante sarebbe riuscire a fare rete, come sempre. Ormai è un mantra che noi ci ripetiamo quasi quotidianamente. Fare rete non è semplice, ma ormai dovremmo essere anche piuttosto allenati e sapere che fare rete ci rende anche meno faticoso poi il lavoro, e riesce ad essere più, come dire, efficace e arrivare. Avete visto alcuni progetti della Biblioteca Ragazzi di Treviso, della Brat, potete contattare appunto la biblioteca. Per voi che siete in presenza, ci sono delle fotocopie dei materiali, e un altro progetto che volevamo segnalarvi è quello della Biblioteca di Campodarsego, che ha un kit di Lego Braille, e quindi, no, è un'altra delle iniziative che si possono in qualche maniera, cui si può accedere e valorizzare, per cui basta sentire, mettersi in contatto con le biblioteche, e in attesa poi che magari AIB Veneto strutturi un progetto che raccolga anche in una pagina online le varie iniziative, perché poi scorrendo il questionario AIB, è vero che non erano tantissime le biblioteche ad aver fatto dei progetti ad hoc sulla lettura inclusiva, però molti progetti sono stati realizzati, quindi anche metterli tutti insieme in una pagina, no? E dar la possibilità di accesso sarebbe una cosa semplice, ma che può essere di spunto per il lavoro di altri bibliotecari. Passo la parola a Marina Zulian, che introduce poi gli altri ospiti. Sì, devo sottolineare il fatto che anche a Venezia, alla Biblioteca Barchetta Blu, ci sono i Lego Braille, e che oggi abbiamo portato anche qui nella Biblioteca di Abano, quindi chi è in presenza
può provarli, vederli e soprattutto toccarli, e se no anche nel pomeriggio, dove ci saranno delle proposte per bambini e ragazzi, ma anche appunto per educatori, comunque può venire a vedere questo gioco fantastico, conosciutissimo da tutti, e in questo progetto proprio davvero inclusivo. L'AIB ha fatto una ricerca davvero interessante, come anche sottolineava Livio Vianello, ma soprattutto, ecco le campane che suonano, ma penso che mi sentiate lo stesso, soprattutto mi piace sottolineare, tra tanti libri, ha parlato di sezioni che ci sono nelle biblioteche, di Kamishibai, InBook, Silent Book. Diciamo che la cosa che è più importante è che l'80% delle biblioteche ha la voglia di cercare, di trovare, di realizzare dei progetti inclusivi. Oggi io vi farò una piccola carrellata di alcuni libri che sono presenti qui in biblioteca o nella nostra biblioteca, proprio perché è vero che ci sono dei libri, come ad esempio questo delle edizioni Fatatrack, Amor Gioco, il bambino, la disabilità, il gioco. Sono degli albi illustrati, sempre di più le case editrici non segnalano l'età, no? Ma 0,99, perché si possono utilizzare veramente in tantissimi modi. Ci sono delle parti più scritte, magari per gli adulti, e poi anche delle altre pagine con delle immagini e anche delle bellissime filastrocche di Vittoria Facchini, che parlano proprio in maniera specifica di disabilità. Ma noi crediamo tantissimo, proprio anche in tutto quest'anno, che per arrivare alla seconda edizione, nell'importanza di non fare solo degli scaffali, non relegare a delle sezioni, ma vorrei dire disseminare, seminare i libri in tutte le sale delle biblioteche, perché non crediamo che ci debba essere uno scaffale per i non vedenti, uno scaffale per gli africani, uno scaffale per qualsiasi tipo di svariata umanità, ma che il mondo è bello e vario, e oggi vi racconteremo di un po' di libri che naturalmente potete trovare se venite ad incontrarci. E prima di tutto, per iniziare, non potevo non portarvi questo albo illustrato fantastico su Il potere delle parole. È un albo illustrato La Pulce, Fabiana Ottaviani e Cristina Petit, ed è davvero così. Vi posso far vedere solamente l'inizio, dove dice che ci sono tante parole sospese, ma altre che cadono inesorabilmente. Eh sì, le parole hanno un gran peso. Ci sono parole che sono sassi, ci sono parole che sono fiori. Un libro davvero bellissimo, davvero per tutti. Sì, perché gli albi illustrati ci insegnano a fare un po' come i bambini. Io mi occupo soprattutto di libri per ragazzi, e quindi a guardare un po' le cose dall'altra parte. Nel retrocopertina di questo libro, che si chiama proprio Dall'altra parte, sempre La Pulce, Cristina Petit, gli opposti non sono dei contrari, ma anche delle bellissime possibilità. Ed è proprio così. La diversità è una possibilità per tutti noi, e quindi attraverso degli albi illustrati che ci fanno vedere dall'altra parte, possiamo davvero raccontare a bambini e adulti quanto bello è il poter cambiare anche prospettiva ogni tanto. E per finire questo primo blocco di consigli, ancora Eccola, Kite Edizioni, questo albo illustrato molto particolare, e un signore chiede ad un bambino: mi disegni la tua famiglia? E il bambino disegna questi 5 cerchi colorati. Ma l'adulto lo guarda e dice: io non vedo proprio niente della tua famiglia. E lui piano piano glielo spiega, perché ad esempio quando fa vedere il pallino rosso dice: questa è la borsa della mia mamma. Quando invece fa vedere il pallino giallo, racconta invece come il giallo è la macchina del mio papà, e così via. Laddove gli adulti non vedono nulla,
i bambini possono vedere universi. E a proposito di vedere e non vedere, lascio la parola a una persona davvero che da tanti anni, Lucia Bracco, di Venezia, si è occupata di lettura agevolata. Lei è proprio la presidente, non voleva che io lo dicessi, ma comunque facciamo finta che non senta, di un'associazione, c'è un sito anche bellissimo che si chiama proprio Lettura Agevolata Onlus, e ci vuole raccontare alcune delle idee che ha voluto mettere in pratica, alcune delle iniziative che ha realizzato insieme alla sua associazione. E nel sito si dice proprio così: leggere è un diritto, leggere è una passione, e lei è veramente appassionata, ad ogni età, con o senza occhiali, con o senza luce. Lucia Bracco, grazie di essere qua con noi. Grazie a voi. Vi ringrazio davvero, sono contenta di essere intanto in presenza qui con voi e anche di aver ritrovato Marina Zancane e altre persone che conoscevo, che avevo avuto modo di conoscere. La mia è un po' una testimonianza di una persona che nonostante io non veda, perché vedo veramente molto poco, avendo una patologia molto seria di maculopatia, io non riesco a leggere niente, ma nonostante questo, io guardate, da quando ho la maculopatia non ho mai letto così tanto. E quindi in qualche modo vi racconto un po' diciamo, la storia di questo progetto Lettura Agevolata, di questo che io ho cominciato all'interno del Comune di Venezia. Io sono architetto di formazione, però ero architetto all'interno del Comune di Venezia per molti anni. Dopo, insomma, verso la fine del 2000, appunto, mi è venuta una maculopatia per cui non sono più stata in grado di leggere. È chiaro che io sarei potuta anche andare in pensione subito, mi hanno detto, però invece ho proposto al Comune di occuparmi di lettura agevolata, ma proprio perché nasceva anche da una mia esigenza, scoprivo tutto e scoprivo come si poteva leggere e così via. Quindi abbiamo dato il via a questo progetto che si chiamava Lettura Agevolata. Quando poi nel 2010 in quest'ambito, guardate, se volete possiamo andare avanti qui con le slide. Ecco, vedete, io ho dato il nome avanti, io ho dato il nome a questa comunicazione, non solo libri, una lettura inclusiva un po' a 360 gradi nelle sue diverse declinazioni. Se no io non ok, va bene. Si può comunque andare avanti ancora. Grazie. Vedete, è cominciato come progetto Lettura Agevolata all'interno del Comune di Venezia. Poi, quando sono dovuta andare in pensione, ho scelto di andare in pensione perché c'era addirittura troppo lavoro, nel senso che non ce la facevo più, cioè nel senso che tante volte l'ipovisione non si riconosce come problema, perché magari se voi mi incontrate per strada non riconoscete che io sono ipovedente, ma io avevo talmente tante incombenze che ho scelto di andare in pensione. Però tutto quello che avevo tantissimi uffici da coordinare, non solo lettura agevolata, ma molti altri sull'accessibilità urbana, sulla videocomunicazione, su tante cose, URP, eccetera. Ho chiesto al Comune di potermi occupare da fuori di lettura agevolata, perché avevamo iniziato una serie di servizi che sarebbe stato peccato perdere. E allora il Comune mi ha detto: sì, fai un'associazione, ti lasciamo usare lettura agevolata. Quindi abbiamo fatto una convenzione e a costo zero per l'amministrazione, perché non hanno mai dato €1. E ovviamente, insomma, io continuo a lavorare oltre, nonostante io sia in pensione, appunto, e stiamo portando avanti queste cose che avevamo cominciato con lettura agevolata. Si può andare avanti, per favore. Vedete, proprio lo slogan che aveva proprio trovato Marina, l'ho ripescato anch'io in questi giorni: leggere un diritto, leggere passione ad ogni età, con o senza luce, con o senza occhiali. Era proprio quello che mi ispirava, insomma. Andiamo avanti. In quest'ambito, all'interno di lettura agevolata,
avevamo cominciato proprio a cercare di rendere accessibile l'informazione. E quindi uno dei servizi più importanti che noi avevamo messo a punto era avanti, grazie, era un servizio di rassegna stampa sul mondo della disabilità che si chiama Press-In. Vedete, è una rassegna stampa quotidiana, gratuita. Pensate che questo servizio, che adesso noi stiamo continuando, compirà 20 anni il primo giorno di primavera dell'anno prossimo. Quindi compirà 20 anni. In che cosa consiste? Noi avevamo iniziato con solo la disabilità visiva, cioè abbiamo detto come facciamo a leggere alle persone cieche, come possiamo informarli su tutto ciò che li riguarda, che compare sulla stampa italiana. E allora abbiamo messo in piedi questo contenitore. Prima si chiamava Pressvisione proprio perché era iniziato solo per i disabili della vista, invece dopo l'abbiamo un po' rimpinguato perché abbiamo visto che cercare di offrire gli articoli in modo accessibile include davvero tante persone, e quindi abbiamo inserito le persone con disabilità uditiva, psicocognitiva, motoria. Poi abbiamo introdotto il tema delle barriere architettoniche, dell'integrazione scolastica, e chi più ne ha più ne metta, la cultura e il turismo accessibile e così via. E vedete, Press-In sta a significare, appunto, è l'iniziale di 3 parole chiave, cioè integrazione, informazione, inclusione, no? Ecco, questo servizio che appunto abbiamo potuto appunto portare avanti all'interno anche dopo essere usciti dal comune, pensate, lo fa una persona che non vede, cioè io. Io faccio una rassegna stampa, io guardo con un motore di ricerca specializzato e così via, più di 1700 testate al giorno, che ci danno proprio una panoramica su ciò che viene pubblicato in Italia sul mondo della disabilità. Ovviamente abbiamo molte categorie, li mettiamo disabilità visiva o scuola o questo o quello, e vi permette davvero di avere il polso della situazione sul dibattito sul tema della disabilità. Ecco, questo è un servizio. Se può andare avanti un attimo, per favore. Ecco, vedete, per iscriversi basta solo digitare www.pressin.it e vedete, questi sono i 12 argomenti che voi potete scegliere. È un modo per essere informati, almeno l'informazione di primo livello. E voi direte, ma lei non ci vede, come fa a fare sta roba? Ecco, io uso gli strumenti che sono a disposizione delle persone cieche o ipovedenti, quindi io uso la sintesi vocale, ho uno screen reader, un programma che mi permette di leggere, che mi racconta tutto ciò che è a video, quindi io riesco a selezionare, ovviamente insomma, ci si fa l'esperienza e quindi posso in qualche modo, insomma, dopo 20 anni che faccio questa cosa, comunque questo per dire che le persone con disabilità visiva, cieche o ipovedenti, possono davvero fare veramente tantissimo. Non possono dirmi che non possono leggere, perché basta solo volerlo, ok? Basta solo volerlo. È chiaro che le biblioteche devono essere in qualche modo attrezzate, ma io sentivo prima il braille, questo e quello della lettura a grandi caratteri. Secondo me, invece delle sezioni, posso fare una digressione, invece delle sezioni dedicate, è meglio che gli operatori delle biblioteche siano formati solo per capire quali sono tutte le modalità alternative per leggere e quindi diano quelle informazioni ai possibili lettori o parenti di lettori, magari fare degli eventi informativi, eventi di sensibilizzazione, perché avere una biblioteca in braille non ha più senso. È meglio che ci sono già delle biblioteche dedicate al braille,
che sono ovviamente hanno dei finanziamenti dedicati, ma in una biblioteca, diciamo, cittadina, locale, secondo me, a parte che occupano un sacco di spazio, ma ormai i ciechi possono, guardate, non vanno in biblioteca a leggere, perché i ciechi che vogliono leggere leggono alla grande e leggono a casa. Voi sapete che è venuto fuori un articolo pochi anni fa, non l'ho messo qua, un articolo del Corriere della Sera in cui hanno fatto una ricerca in cui da cui emergeva che i ciechi, quelli che leggono molto di più delle persone vedenti. Ok? Quindi si tratta per i bibliotecari di essere informati su questo, di non far spaventare nessuno, anzi di dire tu non riesci a leggere benissimo, non c'è solo la lettura a grandi caratteri, perché la lettura a grandi caratteri non è per gli ipovedenti. È per le persone appena dopo i 40 anni, 50 anni, oppure persone che vedono un po' meno, ma una persona ipovedente, i caratteri 16, corpo 16, per me è come, non leggo assolutamente niente, quindi vuol dire che con la lettura a grandi caratteri tu accontenti le persone anziane ma perfettamente vedenti. Ok? Se volete noi andiamo avanti, quindi avevo fatto appunto, vi dicevo, come informazione, una cosa sull'informazione era questa cosa di press-in. Se andiamo avanti, poi in quest'ambito avevamo anche studiato tutto ciò che può aiutare i ciechi, scusate, le persone ipovedenti, perché sono molte di più di ciechi, per fortuna in generale, che non nascono più tanti ciechi oppure non lo diventano più perché c'è molto più, ma ci sono molti ipovedenti e saranno sempre di più, per cui secondo me bisogna prepararsi a questa realtà e a far sì che sia il testo sia l'ambiente sia più leggibile per tutti, ok? E se noi andiamo avanti vediamo che uno degli ausili che avevamo ideato per le persone, per poter usare per esempio il computer, io ho portato anche qua alcuni esempi di tastieroni, che si può... Ah, sì. Ecco questo, guardate, questo è un tastierone, cos'è? Non è altro che un set di etichette adesive che, vedete, abbiamo staccato i 5 caratteri e vedete cosa significa rendere più leggibile la tastiera per una persona che vede poco, una persona anziana. Sapete quanti novantenni, ottantenni utilizzano queste cose? Quindi magari ci chiamano, ho uno zio che voleva leggere oppure non sa usare il computer. Questo è uno degli argomenti. E allora li ho portati anche per la biblioteca, se li volete. E questi, tra l'altro, noi troviamo sempre uno sponsor, li stiamo facendo ancora, e li progettiamo sia nella versione bianca, sia nella versione a fondo chiaro, sia nella versione a fondo nero, e sono distribuiti assolutamente gratuitamente. Ok? Se andiamo avanti, un altro dei temi che io ho cercato di sviluppare, perché ci credo veramente tantissimo, è il tema della leggibilità. Leggibilità, cioè dicevamo prima lettura, è una cosa, per essere letta deve essere leggibile, no? Per cui attraverso un piccolo finanziamento della regione avevamo ancora nel 2004-2005 lanciato questo libro, questa ricerca che si chiama Questione di leggibilità. Il sottotitolo è, e qua è proprio il sunto del libro, se non riesco a leggere non è solo colpa dei miei occhi. E questo sta a significare che la leggibilità è condizionata da una serie di fattori, di attenzioni che se non rispettate e se voi ci pensate quanto è importante quindi che in ogni manifestazione del testo, in ogni forma, ci sia attenzione alle regole dell'accessibilità, non so, ai contrasti, al tipo di carattere, al tipo di fonte e così via. Se voi volete, questo libro, tra l'altro, è un po' datato, dicevo prima una signora che era qua, è un po' datato perché è del 2005, addirittura non c'erano gli iPhone, quindi i touch screen e così via, però tutti i fattori che sono qui elencati
sono assolutamente del tutto attuali, del tutto, ecco, lo potete scaricare dal nostro sito ancora in formato PDF. Poi con la mia formazione dell'architetto sono andata avanti, nel senso che ci tenevo ad andare avanti sul tema della leggibilità ambientale. Leggibilità ambientale cosa significa? Che anche l'ambiente deve essere leggibile. E quindi il tema delle barriere percettive, per esempio, se possiamo andare avanti, leggibilità, ecco, qua è un concetto, la leggibilità, se voi ci pensate, è un aspetto dell'accessibilità che riguarda davvero chiunque e riguarda il maggior numero di persone e ci riguarda in tanti ambiti della nostra vita. Andiamo pure avanti. Ecco, vedete, qui leggibilità del testo in alto, leggibilità ambientale, quindi i gradini, vedete, e leggibilità degli oggetti di utilizzo quotidiano. Allora, ancora avanti, sulla leggibilità del testo abbiamo fatto questa pubblicazione, invece sulla leggibilità avanti dell'ambiente abbiamo invece fatto, insomma personalmente l'ho curato ovviamente perché ci tenevo tantissimo, perché io capisco un po' come formazione d'architetto, ma capisco quanto sia importante il tema della leggibilità ambientale per una persona anziana o che vede poco. Pensate a cosa significhi non vedere un gradino. Andiamo pure avanti e lo vedrete subito. E questo è dedicato soprattutto non alle persone non vedenti, ma alle persone che vedono poco, cioè ipovedenti nelle diverse. E però dimostro con questo libro, con questa, dicevo, la continuazione del libro sul testo è questa, Barriere percettive e progettazione inclusiva. È un libro che io dono alla biblioteca, se lo gradite, ed è un po' una sistematizzazione di tutti i problemi legati alla leggibilità dell'ambiente. Se noi guardiamo la definizione di barriera architettonica, che è la mancanza di accorgimenti, allora vediamo, vada pure avanti, che abbiamo quasi finito. Vediamo avanti. Sì, questa è la definizione. Ecco, vedete, mentre quella scala sulla sinistra è un ostacolo, una barriera architettonica che si può superare con se uno è in carrozzina lo può superare con una rampa, con un ascensore, dei mezzi meccanici, meglio di no, magari servoscala per favore no. Invece sulla destra, vedete, quella è la stessa scala vista dall'alto. Voi magari ci vedete perfettamente, per cui vedete i gradini, ma una persona che ha un po' di una patologia, una maculopatia, una cataratta molto seria, non legge quella scala e quindi diventa un pericolo. Quella è una barriera percettiva perché, ricordando prima la definizione di barriera, è la mancanza di accorgimenti che segnalino le fonti di pericolo e quindi questa è una barriera percettiva. Su questo e sul tema della segnaletica abbiamo appunto dedicato questo libro, insomma. Devo dire che non lo troverete più perché è già fuori catalogo, per cui insomma ce ne sono poche copie ancora, insomma. Ma vedete, possiamo andare avanti, che vi faccio vedere perché è abbastanza divertente. Vedete, torni pure indietro un secondo. Vedete, queste sono, no, non c'è la non c'è la, no? Ecco qua, avanti. No, qua viene anche già con la ricostruzione, perché qua c'è una, peccato che non si veda, perché c'è la sovrapposizione insomma, del disegno dei gradini, ma in realtà sono disegnati e quindi non si vede quello. Avevo messo una dissolvenza per far vedere quello che non si vede e poi ecco, vedete, chi di voi legge i gradini? E voi probabilmente siete perfettamente vedenti. E quindi, vedete, addirittura un buco nero, se fate le scale nere, buco nero. Quella in alto, che sembra una scala leggibile, ma voi non sapete dov'è il dislivello lì, per cui anche quello diventa un tema, insomma, una barriera. Andiamo pure avanti, perché non vi voglio far perdere tempo.
Qua, per esempio, un altro esempio, vada pure avanti, e si vedono, vedete quant'è diverso scendere le scale o salire le scale. Vedete? E quindi è abbastanza importante. Cosa significa questo? Che tutte le scale devono avere il marcagradino per essere letto. E andiamo avanti, ho finito. Ecco, leggibilità ambientale vuol dire anche qua c'era una cosa in nero che faceva vedere come si vede una... beh, vabbè, non importa, ecco. Quindi il tema della lettura anche dell'ambiente e anche degli oggetti di utilizzo quotidiano. Su questo non vi voglio far perdere tempo. L'ultima cosa che vi volevo invece dire è che tra i tanti progetti che noi stiamo portando avanti adesso al di fuori del Comune di Venezia, ma come associazione, è quello della comunicazione inclusiva nelle chiese. Nelle chiese, diciamo, può essere lo facciamo, adesso vi faccio vedere, soprattutto le chiese, ma lo facciamo per i musei, per i parchi, per i giardini storici e così via. Se noi andiamo in una chiesa, è l'ultima cosa davvero che vi faccio vedere, torniamo avanti, ecco. E qui cosa c'è? Ah, ecco, certo. Vedete, il concetto di progettazione inclusiva, no? Come la lettura inclusiva. Si progetta in modo inclusivo se si fa una cosa, se si progetta un ambiente, uno spazio, un oggetto che sia il più possibile rispondente, non lo sarà mai per tutti, ma il più possibile rispondente alle esigenze di tutti, no? Che raggiunga il maggior numero possibile di persone. Cosa significa questo? Se andiamo avanti, e questo vale anche ovviamente per la comunicazione, vada pure avanti. Ecco, quando noi andiamo in una chiesa, sapete ci sono sempre dei pannelli fuori che parlano, sempre, non sempre, devo dire poche volte, ma quelle volte che ci sono appunto dei pannelli che mostrano la pianta della chiesa e così via. Invece noi cosa abbiamo pensato? La facciamo diventare inclusiva questa comunicazione? Andiamo avanti. Quindi abbiamo, mi dispiace che, ecco, vedete, abbiamo cominciato con le chiese di Milano, poi siamo passati a Venezia, stiamo facendo parecchie chiese a Venezia, ma chiunque di voi, chiunque di noi ha diritto di capire quando entra in una chiesa dove sono, poi soprattutto le chiese che abbiamo noi, cioè perché le chiese che ci sono in Italia ovunque, che sono uno spettacolo per chiunque, sono beni culturali veri e propri, perché non comunicarli al maggior numero di persone? Allora, abbiamo cercato di fare una mappa visivo-tattile, quindi multisensoriale, che coniughi sia la parte visiva, quindi c'è un disegno visivo chiaro, leggibile, e sia un disegno tattile. Può andare avanti. Ecco, vedete, lo stesso disegno visivo c'è anche in modalità tattile. C'è un inchiostro trasparente che toccato, che esplorato tattilmente dal non vedente eventualmente, c'è anche il braille qui, può restituire almeno le informazioni di primo livello su quell'edificio. In più, questo pannello, possiamo andare avanti, poi ho quasi finito, vedete, questa è la Basilica dei Frari, vedete c'è la pianta della chiesa, la facciata della chiesa, una leggenda sulla sinistra che quella che si dovrebbe fare per chiunque, ma c'è anche in braille e in formato leggibile la sintesi massima di che cos'è quella chiesa all'epoca storica e così via, ma poi quello che è abbastanza interessante, perché questa è un'informazione di primo livello, ma l'informazione di secondo livello qual è? Cioè un po' più approfondita. Ormai con le nuove tecnologie, abbiamo visto prima, io che non vedo faccio una rassegna stampa che è assurdo, no? A pensarci. In questo caso ci sono dei QR code, vedete sulla parte finale, dei QR code e degli NFC, non so se voi sapete cosa sono gli NFC, sono dei sensori di prossimità, dei sensori, è l'acronimo NFC, Near Field Communication, che permette al non vedente, a chiunque, a voi, ma in modo inclusivo. Perché inclusivo?
perché io sfido chi è che non ha un cellulare qui? Non so, io non vi vedo, ma nessuno alza la mano. Tutti hanno un cellulare, ecco. Quindi uno mette un cellulare, lo appoggia su quell'NFC, su quella cosina che c'è lì, e parte un video di approfondimento sulla storia di quella chiesa, le opere principali, l'impostazione, le cappelle, le abside, eccetera, la descrizione. Audio, video con immagini dinamiche e anche addirittura, insomma, mica niente di speciale, ma c'è anche la traduzione in LIS di quella spiegazione e la sottotitolazione per chi magari non sente bene, quindi c'è sia la sottotitolazione per i non udenti, sia anche la traduzione in LIS. Questo secondo me è un piccolo esempio di comunicazione inclusiva. Se ci pensate si può fare per tutti, per tutto, per un museo, per un parco, per ma perché no, per una biblioteca, anche solo spiegare come è fatta eventualmente, ma non lo so, adesso ci devo pensare. Se andiamo avanti si vedono solo alcune, e vedete, quindi sono solo poche altre immagini che vi fanno vedere questo prodotto che è, secondo me, di comunicazione inclusiva che serve alle persone sia non vedenti, sia alle persone non udenti, ma anche tutti, cioè un'informazione di livello che raggiunge il massimo numero di persone. Ecco, vada pure avanti che ho finito. Vedete, questo c'è un disegno visivo, ma quel disegno sulla destra è il disegno tattile che voi, è solo schematico qui, ma quelli sono sovrapposti ed è trasparente. Quel disegno a destra è trasparente, si sovrappone a quello visivo e quindi vi dà le informazioni tattili. Avanti, basta, e credo che sia finito. Vedete, questi sono, vedete il rilievo, questo è sempre credo che sia San Rocco, questo. Avanti, avanti, questa è Santa Lucia, perché ovviamente hanno fatto, per la protettrice degli occhi, hanno fatto questa mappa videotatica che è molto, mi hanno detto che è molto consultata, perché, ripeto, è inclusiva nel senso che un QR code non si nega ormai a più a nessuno, no? Parte il QR code o l'NFC e voi vi ascoltate la storia di quella chiesa, potete approfondire e poi chi più ne ha più ne metta, cioè c'è anche la storia della santa, vedete, ecco, questa è un'immagine della sottotitolazione, ecco, io avrei finito. E guardiamo, basta, si può andare avanti. Credo che sia l'ultima slide, ecco, basta. Ve l'avevo detto che non è mai stanca ed è davvero da tanto tempo ha portato avanti un lavoro prezioso. E vi faccio vedere, lei parlava di oggetti, di lettura aptica, di lettura tattile, vi faccio vedere come anche con i bambini si può parlare in maniera davvero ludica e giocosa di quanti tipi di letture ci siano. Anzi, questo pomeriggio, se volete, potrete proprio di questo libro della Federazione delle Istituzioni Nazionali Pro-Ciechi, che si chiama Giorgetto, l'animale che cambia aspetto, organizzeremo proprio delle letture al buio per farvi provare un po' che cosa significa leggere. Io adesso ve lo faccio vedere. Qui c'è un vaso di fiori, ma in realtà caribatto, caribetto, esce Giorgetto. Naturalmente è stato fatto con una scelta particolare dei materiali, quindi non è solamente un libro tattile. Oltre alla scrittura in nero c'è anche la scrittura in braille e naturalmente anche la diciamo, possibilità tattilmente di incontrare tutti i mondi. Siccome Giorgetto non vuole stare fermo e tranquillino nel suo vaso, come i bambini che vanno alla ricerca del mondo, ma se ne va in giro, e quindi vedete questo fa dei rumori, dei suoni particolari, è ruvido,
Non posso svelarvi di più perché oggi Teresa Gardella di Barchetta Blu farà proprio per bambini e per adulti delle letture al buio. E ci saranno anche le letture in LIS, quindi un po' tutto quello di cui ci ha parlato adesso Lucia questo pomeriggio cercheremo anche di farvelo provare. Velocemente faccio una carrellata anche su altri libri. Il Pentolino di Antonino lo conoscete penso tutti, l'ho portato perché sempre di più delle case editrici come Kite Edizioni vogliono non solo fare dei libri inclusivi che parlano di diversità, che parlano di come superare delle diversità, ma aiutano anche gli educatori, gli adulti, i genitori, i bibliotecari, perché insieme a questo albo illustrato c'è anche un piccolo inserto per adulti. E poi ancora velocemente altri 2 libri come Questa è Susanna, è un po' datato di tempo fa, ma comunque è un libro proprio che attraverso dei disegni fa vedere proprio come la disabilità a volte, come dicevamo prima, può essere un'occasione di gioco. Eccola qua, Susanna che dice: questa sono proprio io. E ancora Ippolita, la bambina perfetta. Non mi posso dilungare oltre, ma parla proprio di come a volte noi dobbiamo aiutare i bambini e i ragazzi a non cercare la perfezione, che forse proprio nella individualità di ciascuno di noi c'è il nostro talento, nelle diversità c'è qualcosa che possiamo donare agli altri e possiamo scambiare e condividere con gli altri. E infine un libro che adoro, Beatrice Alemagna, Topi pittori, I 5 malfatti. Erano 5 così malfatti che non riuscivano a concludere niente nella vita. Un giorno, da non si sa dove, arrivò un tipo straordinario. Ve lo faccio vedere qua. C'era il bucato dei malfatti, c'era quello che lo sbagliato. E poi un giorno, non si sa dove, arriva, guardate un po', vediamo se lo trovo qua, uno comunque che si sentiva tutto perfetto, solo lui, eccolo qua, vedete, con questi bei capelli, tutto alto e grande, tutto perfetto, però non gli andava bene niente. E quindi alla fine i 5 malfatti invece insieme hanno potuto trovare una loro amicizia e un loro equilibrio proprio grazie ai buchi del bucato e a tutte le specialità che loro avevano. E allora lascio la parola a Livio. Sì, ma volevo chiederti, Marina, c'è una sensibilità piuttosto spiccata, abbiamo visto nei libri per bambini, per la prima infanzia, dove poi i bambini crescono e gli adulti hanno esigenze di lettura. Forse in questo momento l'editoria non è ancora così attenta, l'editoria dico per adulti, non è così attenta ai linguaggi, alle possibilità poi che le tecnologie ci offrono. Mi è piaciuto tantissimo quando Lucia Baracco ha detto, parafrasando il sottotitolo di un suo libro: se non riesco a leggere non è solo responsabilità o colpa, diciamo, dei miei occhi. E questo vale anche per gli adulti, magari adulti non abituati a leggere. Sicuramente sempre di più l'editoria per bambini e adesso anche un po' per ragazzi racconta di storie di diversità, di storie di amicizia o di inclusione di cui abbiamo parlato. Ci sono anche dei racconti molto belli e io inviterei tutti i gruppi di lettura, per esempio, che adesso si stanno diffondendo tantissimo nella regione Veneto, a leggere, a condividere anche questi piccoli racconti, anche se a volte sono pensati per ragazzi, perché possono dare comunque degli spunti di discussione davvero interessanti. Quindi sì, Livio, anche se
non c'è un grosso apporto dell'editoria dedicata specificatamente per gli adulti, come dicevamo all'inizio, possiamo anche, intanto ci sono degli albi illustrati che sono delle vere opere d'arte e quindi anche noi adulti possiamo comunque imparare leggendo gli albi illustrati, e poi possiamo comunque attingere all'editoria per ragazzi, dove troviamo comunque già qualcosa di interessante. Bene, allora dopo aver ascoltato l'esperienza di Lucia Baracco, che a me ha intrigato, l'avevo individuata già subito all'inizio all'interno del sito del comune di Venezia, e quindi, come dire, sì, sono passati parecchi anni, però in rete si trovano le cose, no? Cercando si individuano. Come dire, mi era piaciuto molto che la sensibilità e l'esigenza di un dipendente, in questo caso, diventasse poi l'esigenza di una città, e quindi che un'amministrazione si facesse carico di, come ci ricordava Lucia Baracco, basta volerle le cose, e quindi ci si mette in azione. La prossima esperienza che chiamiamo in campo è quella di Radio Magica. Radio Magica è una web radio, però definirla solamente una web radio è decisamente riduttivo, per cui c'è con noi Elena Rocco, che è responsabile di Radio Magica, a cui tra poco do la parola, dopo una piccola sigla. Bene, cedo la parola ad Elena Rocco, che ci racconta lei di Radio Magica. Grazie. Allora, buongiorno a tutti quanti, datemi solo un cenno se si sente. Ok? Spero di sì, casomai ho il cellulare qua vicino. Allora, innanzitutto mi scuso per non essere presente fisicamente. Avrei dovuto essere lì, ma complice una cancellazione di un volo, purtroppo mi trovo ancora in Puglia, sono a Terlizzi e sono ospite in una fiera di cui forse avete sentito parlare, che è la prima fiera dei lettori alla pari, che proprio, insomma, è una bella, insomma, anche corrispondenza, no, tra di eventi e di manifestazioni tra due regioni distanti ma vicine, che abbraccia a questo punto l'Italia, proprio dedicata a tutta l'editoria, le fondazioni, le associazioni che si stanno in questo momento occupando e preoccupando dei lettori alla pari, cioè di rendere tutti lettori alla pari con le lingue e i linguaggi dell'inclusione che oggi appunto già avete potuto conoscere e incontrare. Quindi io sono qui, ma con grande piacere partecipo e vi racconto dell'avventura appunto di questa Fondazione Onlus. Io sono ricercatrice al Dipartimento di Management all'Università Ca' Foscari di Venezia, e nel 2010, così con una spinta che era soprattutto una spinta a quell'epoca genitoriale, perché io sono mamma di un bambino, ormai un ragazzo di 19 anni, nato con una sindrome molto rara, senza nome, che continua a non avere un nome e che un po' racchiude diverse forme di difficoltà. Una delle cose principali, appunto delle difficoltà principali di mio figlio allora, e tuttora lo è il grandissimo piacere per tutto ciò che è scritto, e quindi libri, e quindi non vi dico quando andiamo nei musei, le didascalie, piuttosto che le lunghe descrizioni che ci sono magari nelle chiese
o in altri luoghi di cultura, ma lui non può leggere. Per cui di fronte a questa difficoltà, unendo anche una parte della mia esperienza di lavoro, appunto professionale, quando era piccolo ho pensato come poter creare un bene comune che potesse aiutare le persone come Enrico, ma anche un po' in generale tutte le persone che hanno degli impedimenti, delle difficoltà al testo scritto, ad essere un po' più agevolate. E all'epoca, parlo del 2010-2011, una delle appunto attività che piaceva di più a Enrico, piccolino, era ascoltare gli audiolibri, le letture a voce alta di Barchetta Blu, piuttosto che Nati per leggere, per cui il teatro bambini. E quindi ho pensato che bello se ci fosse una piattaforma che può mandare in onda. E quindi ho intrapreso una ricerca sul tema della radio education, scoprendo che nel mondo esistono tante radio che si dedicano proprio al piacere dell'ascolto per bambini e ragazzi. E quindi già questo mette in evidenza un'attività che non necessariamente è rivolta soltanto a chi non può leggere perché è ipovedente, cieco, come Enrico non riesce a fondere le lettere per trasformarle in parole, ma per tutti, perché l'ascolto per i bambini oggi, sempre di più, bambini che magari sappiamo essere sovraesposti ai video, a tutto quello che è il visivo piuttosto che l'uditivo, è appunto una competenza per la vita, una soft skill, come si dice in inglese, appunto. L'ascolto come soft skill è una capacità da stimolare. Qualche pediatra, visto che anche l'Associazione Culturale Pediatri ha aderito, appunto, ha dato il patrocinio a questo progetto di Radio Magica, la chiama proprio ascoltare, una vitamina per il cervello. Allora, quello che vorrei adesso mostrarvi in questo breve appunto intervento che faccio, sperando che vada tutto bene, che mi sentiate, magari Marina se puoi mandarmi un cenno via WhatsApp mi dici tutto ok, così sono tranquilla che il monologo funziona e mi sentiate. Quello che appunto volevo fare con voi è condividere il sito. Benissimo, grazie Marina, le tecnologie ci assistono, l'angelo custode del digitale è attivo e sveglio, bene. Allora, io adesso vi farò appunto, condividerò il mio schermo e in particolare condivido il sito di Radio Magica. Eccolo qua, dovreste essere... Marina, tu sai che io controllo WhatsApp, per cui se c'è qualcosa che non funziona, tu me lo segnali e io provo a intervenire. Allora, prima di visitare assieme il sito di Radio Magica, e sarà una visita molto veloce, perché magari insomma potete poi andare ad approfondire... Ah, non vedete? Ok, perché a me risulta che la condivisione è attiva. Ok, adesso lo vedete Marina, mandami un altro ok per favore. Tutto ok, perfetto. Sì, credo che sia proprio un ritardo di condivisione di qualche secondo. Benissimo. Allora, dicevo appunto nel sito di Radio Magica che per noi è il bene comune che stiamo cercando di mettere a disposizione di tutti, facendo progetti chiaramente di fundraising, partecipando a bandi locali. E vedete per esempio che da qualche mese, dall'inizio dell'anno, Radio Magica è diventata partner di un progetto come quello appunto di cui siamo ospiti oggi, che è il progetto invece della regione vicina, del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo una sede operativa, che ci ha accolti come partner del progetto Leggiamo 018. La bellezza, diciamo che è un po' la cosa di cui mi occupo io all'università, è la costruzione di beni comuni, dove tutti danno qualcosa per costruire un patrimonio per la collettività più grande. In questo caso la Regione Friuli Venezia Giulia ci permette sicuramente di fare attività per bambini e ragazzi, ma anche parte delle attività che facciamo, che è la produzione, come vedrete tra poco, di audiolibri, videolibri, mappe parlanti, è a disposizione online di tutti. E questo chiaramente è un'esternalità positiva che non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia, ma che si può usare ovunque si sia collegati. Tra l'altro abbiamo scoperto che Radio Magica viene tanto usata anche dalle famiglie residenti all'estero che magari hanno origini italiane,
proprio per mantenere viva la tradizione e la cultura italiana e quindi la lingua italiana, facendo ascoltare le storie di Radio Magica ai loro bambini che crescono chiaramente in un paese straniero. Anche questa è una sorpresa che non ci aspettavamo e che sicuramente dà anche un senso, insomma, più anche internazionale, se vogliamo, al progetto che stiamo facendo, che era nato invece pensando a un pubblico residente all'interno dei confini italiani. Ma questo, insomma, è il bello di internet e della connessione globale. Allora, prima di mostrarvi quelli che sono i 3 servizi principali di Radio Magica, che sono 1, 2, 3, le prime 3 voci appunto del menu, volevo portare la vostra attenzione a questo, a un po' alla sintesi, quella che è la summa di Radio Magica. Lo scorso anno, proprio lo scorso 20 di novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, abbiamo pensato di condividere con tutti quanti un manifesto di 10 punti, di 10 principi, in cui, agganciandoci proprio alla Convenzione ONU dei diritti dei bambini e dei ragazzi, dove il tema dell'ascolto viene toccato da alcuni articoli della Convenzione ONU, abbiamo cercato di esplodere questi punti e di spiegare che cos'è l'ascolto, che cos'è l'ascolto inclusivo e quali siano i benefici che questo ascolto di qualità può dare. Allora io desideravo, qua lo potete scaricare, lo potete firmare, desideravo condividere con voi, spero che si veda, ma penso di sì, casomai Marina tu mi mandi il messaggio, volevo condividere la versione di questo manifesto in lingua dei segni italiana. La voce che accompagna il video è una voce di una persona, di un'attrice italiana molto nota, vediamo se indovinate, ed è anche la nostra madrina, e quindi insomma guardiamo insieme questo video che condensa proprio la ragion d'essere della nostra fondazione. My job is to make college easier because students have a lot. Il manifesto del diritto all'ascolto a partire dai bambini e dai ragazzi. 1. Il diritto all'ascolto comprende il diritto ad ascoltare e il diritto a essere ascoltati. 2. Ascoltare e udire non sono la stessa cosa. Ascoltare significa mettersi in relazione con gli altri. 3. L'ascolto è un diritto di tutti e deve essere garantito anche alle persone con difficoltà e disabilità. 4. La capacità di ascolto è una competenza per la vita, life skill, importante tanto quanto competenze strumentali, hard skills. 5. L'ascolto arricchisce il linguaggio e la capacità narrativa. 6. L'ascolto affina le capacità di concentrazione e attenzione. 7. L'ascolto e il silenzio stimola l'immaginazione. 8. L'ascolto genera empatia. 9. L'ascolto sta alla base del rispetto. 10. L'ascolto genera resilienza. Firma anche tu il manifesto del diritto all'ascolto sul sito www.radiomagica.org. Ecco qua, allora, torniamo al sito. Allora, la voce l'avrete probabilmente riconosciuta, è Lella Costa, che appunto è persona sempre molto presente di fronte appunto alle realtà come la nostra, ma tante altre che si occupano appunto, sono impegnate nel sociale, e quindi insomma, approfitto anche per ringraziarla.
E poco fa, quando Marina parlava del pentolino di Antonino, nel nostro staff, appunto, quando abbiamo redatto il famoso manifesto che avete visto, è proprio la squadra dell'Università di Padova, appunto Marco Ius, Paola Milani, che hanno poi scritto un quaderno pedagogico collegato all'albo illustrato il pentolino di Antonino, che hanno approfondito proprio diciamo, il collegamento che c'è tra ascolto e resilienza, perché una delle componenti fondamentali della resilienza, e chi conosce il pentolino di Antonino, insomma, non serve che io lo ripeta, è questa signora, signora Margherita, la chiamiamo così, che pazientemente aiuta Antonino a uscire dal buco nero, e fa questo, ascolta. Quindi questo ascoltare e condividere poi è il punto di partenza poi del percorso di resilienza che farà di Antonino un bambino sicuramente che continuerà ad avere le sue caratteristiche, come tanti, come tutti, ma in grado di vivere serenamente con le sue caratteristiche. Quindi chi lo ha ascoltato ha permesso che il processo di resilienza si sviluppasse nel cuore e nella mente di Antonino. Credo, ma insomma chi è qui con noi oggi condivide questo pensiero, che sin da bambini si ha un grandissimo bisogno di storie, perché parlo adesso anche della mia personale esperienza, l'ascoltare storie degli altri aiuta e ci permette di vivere le nostre esperienze angolandole nella giusta prospettiva. Una storia anche caratterizzata da grandi difficoltà, da lutti, da disavventure, sicuramente lascia delle ferite, ma le storie possono aiutare a trasformare queste ferite in cicatrici e quindi intraprendere, trasformando la propria storia dire in positivo è difficile, ma in dare un senso, no? Dare un senso e poterla mettere in una parte della mente in cui la storia c'è, esiste, ma non interrompe il fluire della vita e la possibilità di continuare a vivere con positività, quello che poi la vita ti offre. Quindi essere ascoltati e poi ascoltare è un gesto importante che crea relazioni, ma che crea anche tra le persone appunto innesca processi di resilienza importantissimi, e i nostri bambini oggi, che sono stati tanto isolati, hanno tanto bisogno di questo. Allora, rapidamente vi racconto cosa fa Radio Magica, per chi appunto ha piacere poi di andare ad approfondire. Radio Magica offre 3 servizi principali oggi, che sono queste 3 voci di menu: Smart Radio e le mappe parlanti. E poi abbiamo i libri per tutti, che sono proprio il nucleo di partenza della nostra radio. Quando 10 anni fa pensammo come partire per una radio, l'idea fu quella di rivolgersi proprio agli editori e chiedere la concessione dei libri per bambini e per ragazzi per trasformarli in audiolibro, videolibro in LIS, videolibro in CAA. E questo ha come dire, permesso nel tempo di costruire una sorta di scaffale accessibile, e se voi entrate qui trovate appunto tutto il materiale, tutto gratuito, tutto ascoltabile, tutto appunto utilizzabile da qualsiasi dispositivo mobile. E poi abbiamo la web radio, che chiaramente manda in onda. In questo momento ancora non esiste una diretta perché ci vorrebbero appunto dei finanziamenti aggiuntivi, ma poi insomma vi racconto la web radio che cosa fa e quali opportunità offre. Allora, il primo progetto, clicco appunto la prima voce di menu, vi accompagna all'interno di un mondo che è quello dei racconti e delle curiosità dedicate al patrimonio culturale, materiale e immateriale. Questo, diciamo, Smart Radio, le mappe parlanti, è un po' l'ultimo grosso progetto nato all'interno della nostra fondazione, e nasce anche dopo un'esperienza, una insomma, maturità anche di attività che abbiamo e di relazioni che abbiamo ora con tanti autori per la letteratura per ragazzi, bambini e ragazzi, che hanno deciso di accompagnarci, e con loro anche naturalmente gli illustratori che
accompagnano poi questi racconti. Che cosa fa questo smart radio, le mappe parlanti? È un contenitore di racconti e curiosità per raccontare a, diciamo, fasce d'età che vanno in realtà da bambini e ragazzi, ma anche famiglie, anche stranieri, proprio perché noi cerchiamo uno storytelling che sia adatto a tutte le età. Quindi ci rivolgiamo principalmente a 7, 8, 9 anni come ideale, ma poi vediamo che questi racconti, proprio per come sono scritti, piacciono a un pubblico estremamente variegato. Qui vedete appunto come è strutturato questa parte del sito Radiomagica. Trovate nella prima fascia le mappe parlanti, poi ne guardiamo una. Abbiamo poi le singole storie fruibili individualmente, quindi non attraverso una mappa, ma una per una. E volendo, tra l'altro, qui c'è anche un motore di ricerca per cui potete provare ad inserire, per esempio, San Martino e viene fuori la storia di San Martino, la famosa leggenda del mantello che immagino che insomma sia ben nota. Qui trovate tante storie, ce ne sono molte legate al patrimonio della regione Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo appunto vinto parecchi bandi e quindi questo ci ha permesso anche di realizzare questa piattaforma che è stata appunto creata dall'Università di Udine e che cerchiamo di ottimizzare costantemente per la fruizione anche da dispositivi mobili. Qui in alto vedete anche che è possibile selezionare la lingua, quindi c'è italiano, ma ci sono appunto anche più lingue, proprio perché l'idea è quella di accogliere anche un pubblico internazionale che può essere interessato, e ce ne sono molti che sono interessati a conoscere le bellezze dell'Italia sotto forma di piccole storie o curiosità. Allora, dicevo, abbiamo le storie, che sono delle storie scritte da autori professionisti, che vengono poi trasformate in audio, sempre, possono essere trasformate anche in video e anche in video con la lingua dei segni italiana. Tutte le storie e tutte le curiosità, inoltre, entrando in ciascuna di queste fotografie, questi disegni, scusate, non sono fotografie, dove vedete i colori, le stiamo preparando, a breve avremo tutto illustrato, trovate anche i testi scaricabili ad alta leggibilità, in modo che per esempio un insegnante che vuole fare un lavoro di ricerca, un'attività didattica, può anche scaricare il testo in modo da averlo a disposizione ad alta leggibilità. E qui trovate le storie organizzate per categorie: archeologia, arte, personaggi e storia. Ecco, avete già capito che l'obiettivo di Radiomagica è lavorare per portare questa modalità di appunto di accesso alla cultura e alla conoscenza, portarla appunto, diffonderla il più possibile in tutta Italia, perché sarebbe bello con questa prospettiva, no, di reciprocità, quindi che ciascuna regione sviluppasse delle mappe parlanti, permettere ai bambini italiani di studiare in modo accessibile e inclusivo per tutti il patrimonio che ci circonda, e quindi diventerebbe insomma materiale utile anche per tante materie scolastiche. E poi abbiamo le curiosità, che sono appunto piccole curiosità, piccoli approfondimenti che ci permettono di dare anche una pillola di natura scientifica, archeologica, storica, in modo che la storia possa essere apprezzata ancora meglio con riferimento a, per esempio, un periodo storico, una località. Ecco, una delle curiosità, per esempio, qui è: sai perché Aquileia è famosa nella storia? Tante persone non lo sanno, bambini soprattutto non sanno, quindi è una piccola curiosità che abbiamo pensato di fare anche in video con la lingua dei segni italiana, in modo da creare un background di base, di partenza, per poi approfondire attraverso le storie la curiosità. Allora, vediamo un po' come funziona la mappa parlante. Quindi le mappe sono delle collezioni di storie e curiosità di un territorio. A volte ci sono anche storie o curiosità che non hanno la mappa parlante, sono singole, pezzi singoli, e che appunto non hanno anche una mappa, ma insomma le cose si possono poi costruire in maniera modulare. Il punto di partenza, questa è una cosa bella che ci piace dire, è che ogni mappa parlante nasce come esercizio di comunità.
perché prima di cominciare a scrivere qualsiasi racconto su qualsiasi monumento, vogliamo che il pubblico, soprattutto quello dei più giovani, ma anche attraverso le biblioteche, famiglie, insomma chiunque, possa esprimere una preferenza sui monumenti, i luoghi del cuore, o una leggenda, una tradizione che secondo lui, secondo lei è importante, merita raccontare in una mappa parlante. Quindi poi tutte queste idee vengono raccolte e le più votate vengono scelte per diventare audio, video, racconti accessibili. Così è stato per anche la mappa di San Martino in Veneto, che è stata un'esperienza molto bella, che abbiamo fatto ormai 2 anni e mezzo fa con gli amici di Umpli Veneto, e in questo modo poi al termine, quando la mappa parlante è pronta, ritorniamo nelle scuole a portare le mappe, a far vedere che cosa i desideri dei bambini e dei ragazzi sono diventati. Spesso facciamo proprio dei veri e propri spettacoli, anche musicali, e una delle cose che abbiamo fatto recentemente, i testi che sono comunque scritti da scrittori professionisti e autori, per esempio Roberto Piumini, all'inizio li facevamo leggere ad attori professionisti, invece abbiamo deciso negli ultimi spettacoli di proprio offrire dei piccoli laboratori di lettura a bambini, ragazzi, volontari, e far leggere a loro stessi il racconto e la curiosità davanti al pubblico, con anche un accompagnamento musicale e anche un illustratore dal vivo che proietta su uno schermo un'immagine che poi corrisponde al racconto. Ed è bellissimo vedere come appunto il cerchio si chiuda, quindi i bambini e i ragazzi che avevano espresso il loro desiderio di raccontare un monumento poi salgono sul palco e leggono per tutto il pubblico il racconto. È davvero anche proprio un'azione, un processo proprio di interiorizzazione, anche di, come si usa a dire, empowerment, no? Di consapevolezza, di aver partecipato a un processo importante di costruzione di un qualcosa che poi insomma è fatto da loro e per loro. Allora io pensavo di farvi vedere, magari se c'è tempo, Marina poi tu stoppami su WhatsApp perché io non ho un feedback, ovviamente non riesco a vedere, ma insomma immagino che vada bene. Allora questa è per esempio la mappa parlante di Aquileia. Allora io ho pensato a Aquileia perché quest'anno è il centenario appunto della commemorazione del Milite Ignoto, che venne portato proprio da Aquileia al Vittoriano, e quest'anno proprio si festeggiano, si celebrano i 100 anni, perché festeggiare insomma, è una parola grossa, si celebrano i 100 anni di questo grande evento. E nella mappa parlante di Aquileia proprio Roberto Piumini ha scritto un racconto che è delicatissimo per raccontare con gli occhi di un bambino questa storia, questa partenza del Milite Ignoto in treno. Vedete che c'è la locomotiva, e che partendo questo Milite Ignoto parte, questo bambino immagina qualcosa. Quindi io invito di andare a vedere e di andare ad ascoltare questo racconto, che a breve diventerà anche video, perché è di una poesia, di un proprio coinvolgimento struggente. Roberto è stato anche, devo dire, molto bravo a renderlo facile per tutti da capire, e quindi insomma non voglio dire di più, ma insomma se avete tempo andate perché ad ascoltarlo, e a breve appunto poi sui nostri canali social vi diremo quando è disponibile anche in video, perché poi quando a breve, tra poche settimane, sarà il giorno proprio della commemorazione del Milite Ignoto, potrebbe essere bello che le scuole le biblioteche, insomma, fossero consapevoli di questo momento della storia d'Italia che non dobbiamo dimenticare, e soprattutto insomma non dobbiamo dimenticare per non ripetere errori. Allora andiamo sulla mappa rapidamente, vi faccio vedere, quindi usa il mouse o le dita per spostare la mappa, quindi voi vedete che questa mappa si sposta facilmente. I puntini rossi sono i puntini che racchiudono, appunto si aprono a raggiera, e qua appunto toccando i vari puntini si apre e si possono ascoltare, vedere, scaricare quello che si vuole.
Io volevo, e Marina, mi raccomando, segnalami se il tempo stringe, quindi io poi posso stoppare il video in qualsiasi momento, volevo mostrarvi come abbiamo costruito, per esempio per Aquileia, questa curiosità in video, anche in Videolist. Quindi cliccando qui, vedete che si apre una scheda laterale e qua ci sono i formati. Abbiamo la versione in lingua dei segni italiana, abbiamo la versione puramente audio, abbiamo la possibilità di leggere il testo di questa curiosità che, come dicevo, si può andare a scaricare in PDF. Allora, dalla regia mi segnalano che il tempo è poco, quindi io non cliccherò il video, però insomma potete tranquillamente andare da soli a vedere quindi questo è Smart Radio, le mappe parlanti. Poi abbiamo Libri per tutti, che è questo scaffale accessibile dove trovate e continuerete a trovare audiolibri suddivisi per fasce d'età. Alcuni audiolibri sono anche in più fasce perché non hanno un'età specifica. E qua a breve vedrete comparire anche una bella fascia nuova con un protagonista che tutti conosciamo, che è la Pimpa, perché Altan ha concesso di appunto trasformare in formato video accessibile alcune storie della Pimpa. Ma di questo magari ne parleremo più avanti, e soprattutto con chi sta organizzando oggi questo importante evento, che è coinvolto in questo bel progetto, e teniamo le dita incrociate. Infine abbiamo la web radio, vi dicevo, la web radio manda in onda attraverso questo palinsesto che potete andare ad esplorare, manda in onda sia le storie realizzate per le mappe parlanti, gli audiolibri, quindi, e i programmi radiofonici realizzati da autori professionisti per la Radio Magica. Per esempio c'è un bellissimo programma che abbiamo fatto gli anni scorsi, che abbiamo coinvolto Luigi Dalcin nei musei di Venezia e del Veneto, perché c'è anche il Parco Natura Viva, e sono saltati fuori dei bei racconti che vanno appunto, si possono sia ascoltare come podcast, Radio Magica Libera Tutti, ma anche appunto ascoltare alla web radio. E poi con questa web radio questo ci permette anche di andare a realizzare per le biblioteche e le scuole dei laboratori di radio, dove partendo magari da un albo illustrato o da addirittura un silent book fantastico, perché i bambini si inventano la storia e poi la registriamo e poi la mandiamo in onda. Questo è anche un bel lavoro per condividere con le famiglie che magari non sanno cosa fanno a scuola e vanno ad ascoltare le voci dei loro bambini e dei ragazzi, e quindi è un modo anche per creare ponti, no, tra la scuola e le famiglie. Bene, quindi questo, diciamo, questi sono i 3 principali servizi. Qui potete trovare nel menu tutti i nostri progetti. Adesso aggiorneremo perché abbiamo una bella, insomma, un bell'anno che ci aspetta, bello ricco, bello denso, di nuove mappe, di nuovi progetti per le scuole, per i territori. A me non resta che interrompere la condivisione adesso, ringraziarvi molto per questo invito, e mi potete appunto trovare facilmente su internet o attraverso l'Università Ca' Foscari, oppure elena.rocco@gmail.com, e grazie. Grazie davvero, grazie, benissimo, grazie per il tuo intervento, per questo tuo anche appassionato, questa voglia di trovare sempre delle modalità nuove. Mi aiuta forse un po' la tecnologia per chi sta a casa, comunque tra i tanti libri mi è venuto in mente Fili, Arca Edizioni, e lo consiglio anche a voi, sempre di Beatrice Masini, perché questa mattina proprio stiamo con Lucia, con l'assessore, con la biblioteca, proprio tessendo dei fili e mettendo in pratica quella rete di cui tanto si parla, e vedete che ci sono tanti progetti e tante iniziative che si possono realizzare. Ancora nella mia carrellata di libri, come dicevamo, libri magari dedicati anche a delle storie di diversità o di inclusività, ma anche albi illustrati, come per esempio Io non sono come gli altri, dove si dice appunto che i pipistrelli generalmente dormono a testa in giù, ma invece
Filippo dorme in punta di piedi. Oppure i piranha sono carnivori, ma invece guardate un po', Orazio è vegetariano. O ancora, i ragni di solito sono inquietanti, ma Mirella ha un sacco di amici. E quindi la relazione è quella che noi dobbiamo coltivare all'interno delle nostre biblioteche, all'interno delle nostre scuole. La relazione all'interno delle classi, dai bambini più piccoli, attraverso proprio e grazie a tantissimi albi illustrati, a tantissimi linguaggi diversi che ci aiutano un po' a sconfiggere quelli che sono i tanti stereotipi che a volte impauriscono i bambini e anche noi adulti. Ancora vi consiglio Davide Galì e Monica Berengo, Un giorno senza un perché, Kite Edizioni. Tutto ha un perché, il punto è capire qual è. Ed è proprio la storia di un protagonista che ha due piccole ali e non sa perché, ma poi, grazie proprio ad un incontro, ad una relazione, capisce tutto. Prima si sente solo e poi invece si sente felice. Ancora velocemente in questa carrellata, Un uomo strano racconta di questo omino che va nel paese dove tutti sono verdi e lui si sente strano. Quando si salutano dicono arrivederci e lui dice invece buongiorno. Quando si incontrano dicono tutto l'incontrario di quello che normalmente il nostro amico fa. Addirittura hanno paura di lui. Sono tutti verdi e lui invece ha la pelle rosa. Ma poi, quando ritorna nel suo paese, a un certo punto arriva un omino verde e lui lo abbraccia subito e lo saluta dicendogli arrivederci. Per capire i valori della solidarietà, dell'accoglienza e dell'accettazione del diverso. Il Castoro Bambini. Ancora, vado veloce, ve li segnalo, E non è. Anche qui storie di bambini che hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri e come ci raccontava Elena, e anch'io vi avevo segnalato il pentolino di Antonino, proprio grazie a una Margherita di turno, un adulto che ci possa aiutare, si può trovare anche e capire piano piano che cosa c'è dentro di noi e cosa siamo. Ancora Beatrice Masini, oggi l'ho citata veramente tanto, ma è una delle scrittrici che vi consiglio, ha un sito molto bello e trovate tantissimi dei libri che vi ho portato anche oggi. Questo fanno parte di una collana molto interessante, si chiama Ho bisogno di una storia. E tutti noi abbiamo bisogno di una storia, anche a volte per affrontare degli argomenti difficili con i bambini o tra noi adulti. A volte identificarsi in un protagonista di una storia ci può aiutare. E infine, bellissimo, sempre Kite Edizioni, La strega in fondo alla via. In fondo alla via, in una casa isolata, vive una donna vestita di nero, insieme al suo gatto nero. Una strega? Eh sì, è proprio la storia di una donna che tutti i bambini la vedono vestita di nero, il gatto nero, addirittura raccontano che hanno messo un vigile vicino alla scuola perché la scuola è vicino alla casa di questa donna, ma poi invece piano piano scoprono che questa donna non risponde quando i bambini la chiamano, questa donna non va tanto in giro perché rimane nella sua casa oppure esce con delle altre persone amiche, perché semplicemente ha un modo diverso di comunicare, ed ecco qua, lo vedete, è una donna che non sente e che comunica attraverso le mani, che fa delle buonissime marmellate
che piacciono a tutti i bambini. E quindi anche noi tra un po', questo pomeriggio sicuramente ancora vi invitiamo a venire qui in biblioteca proprio per assistere a delle letture con la lingua dei segni, grazie ad Anita Castelli dell'equipe di Barchetta Blu e a Giacomo Bizzai di Leggere per Leggere, e anche appunto delle letture al buio, tanti tipi di libri che leggiamo per bambini ma anche per tutti quegli adulti che vogliono venire a toccare, a vedere tutti i libri che vi abbiamo portato, e anche una bellissima vetrina di libri che hanno selezionato qui nella biblioteca. Grazie, grazie Marina per questa carrellata. Mi rivolgo a chi è in presenza ma anche chi è a distanza. Stiamo sperimentando queste modalità ibride in questi mesi. All'interno della maratona di lettura abbiamo realizzato alcuni incontri tutti in streaming, quindi abbiamo sperimentato. Oggi è la prima volta che sperimentiamo una modalità mista e quindi ci scusiamo se c'è stato qualche piccolo intoppo. In questa modalità mista doveva essere presente Roberto Parmeggiani della cooperativa H Parlante, però mentre aspettiamo di recuperare il collegamento, ci ha mandato un video il sistema bibliotecario della Valle Seriana. Prima con Silvia Tortato di AIB abbiamo parlato della necessità di fare rete, e questo è un esempio come un sistema bibliotecario mette in circolo, no, le proprie competenze, i propri progetti, e lo concretizza in un sito internet, in un portale che ha come nome Facile Facile, Leggo Facile. E allora dopo una piccola sigla parte anche il video che ci Buongiorno a tutti, siamo Michela e Valentina, bibliotecarie della rete provinciale bergamasca. Ci spiace non essere lì presenti e partecipare alla vostra festa della lettura inclusiva, ma ci tenevamo comunque a partecipare con un nostro contributo virtuale. Per questa occasione vi parliamo e illustriamo il progetto Leggo Facile. Leggo Facile è un progetto della rete bibliotecaria bergamasca che ha l'intento di favorire l'utilizzo di servizi e strumenti offerti dalle biblioteche per l'accessibilità e la disabilità. Il progetto prende avvio dal 2013 e comporta la costituzione di un patrimonio specializzato sia tramite acquisti sia tramite la partecipazione a progetti e bandi regionali e provinciali. E poi è presente un logo identificativo del progetto e da questo un'etichettatura specifica per rendere immediatamente visibile e riconoscibile il patrimonio. Parte integrante del progetto è stata anche la realizzazione del sito e della pagina Facebook dedicata. Il progetto comporta anche la realizzazione di bibliografie specifiche e incontri di formazione e approfondimento utili per i bibliotecari e anche per l'utenza, le famiglie e gli educatori. Il sito stesso rispetta tutti i criteri di accessibilità informatica utilizzando l'applicativo Farfalla Project, che permette ad esempio di utilizzare puntatori più evidenti oppure di cambiare la regolazione dei colori per renderla più adatta alle necessità di chi utilizza il sito.
Leggo Facile è un portale ricco di risorse, materiali formativi sul tema della disabilità per tutti, genitori, educatori, insegnanti, bibliotecari, e materiali per le biblioteche accessibili, che si possono trovare nella sezione Collaborare. Ma non solo, su Leggo Facile si possono trovare anche testi di approfondimento, news sugli eventi e sugli incontri formativi dedicati ai temi della disabilità, nella sezione Scoprire. Tanti spunti per avere un supporto anche al di là dei libri, risorse online, gruppi di confronto, strumenti e ausili nella sezione Fare. E per finire, bibliografie divise per argomento o per formato e tipologia di stampa, disponibili nelle biblioteche della rete bibliotecaria bergamasca nella sezione Leggere. Tutte le bibliografie di Leggo Facile rimandano al catalogo delle biblioteche. L'OPAC della provincia di Bergamo presenta nel menu principale la sezione Leggo Facile. All'interno della sezione sono organizzate tutte le risorse disponibili nelle biblioteche. Queste le macro aree della saggistica per adulti, manuali per insegnanti, educatori, la narrativa per adulti, libri e film, la narrativa per i ragazzi e le risorse digitali. Entriamo nella sezione della narrativa per ragazzi. La sezione ragazzi che cosa propone? Propone libri ad alta leggibilità, con accorgimenti tipografici speciali per facilitare la lettura. Poi libri a grandi caratteri, gli in-book, i libri tradotti in simboli con la comunicazione aumentativa, i silent book, gli audiolibri, i libri nella lingua italiana dei segni e poi i libri in braille e i libri per ragazzi che raccontano storie di disabilità. Tutto questo materiale è segnalato nel catalogo con la dicitura Leggo Facile, che è anche un campo di ricerca dell'OPAC. Nelle biblioteche della provincia i libri sono riconoscibili grazie all'etichetta Leggo Facile. In base alla nostra esperienza, si è rivelato più efficace disporre il materiale Leggo Facile, libri, audiolibri, silent book, integrato con il patrimonio affine, per tipologia o fascia d'età, e non in una sezione separata. Un altro accorgimento che riguarda gli in-book è l'esposizione frontale. Qui siamo in Bibliocuccioli, la sezione 06 della Biblioteca di Treviglio. La Bibliocuccioli è una biblioteca dedicata ai bambini e a tutti gli adulti di riferimento che li accompagnano, familiari o educatori, insegnanti, e tutto il patrimonio è organizzato per argomenti. Tutti i libri sono etichettati con l'utilizzo dei simboli della comunicazione aumentativa. Oltre ai libri, anche gli arredi presentano l'etichettatura con i simboli della comunicazione aumentativa, e questo è frutto della collaborazione costante con la neuropsichiatria di Milano e Verdello. 10 anni fa, nel 2011, sono stati presi i primi contatti col Centro Sovrazzonale di Comunicazione Aumentativa con sede a Verdello, e da lì il personale della biblioteca ha avviato la formazione specifica nella comunicazione aumentativa.
Questo ha portato all'inaugurazione nel 2013 della sezione InBook proprio presso la Bibliocuccioli. Tutto l'ambiente è stato etichettato. Sono state realizzate strisce e tabelle per l'utenza, oltre all'etichettatura di tutto il patrimonio della biblioteca, e questo ovviamente dietro indicazioni degli operatori del centro sovrazonale. Il personale della biblioteca partecipa alle traduzioni degli InBook grazie ai bandi e ai progetti che ne finanziano la realizzazione e quindi consentono l'accrescimento del patrimonio della biblioteca e della rete tutta bergamasca. Abbiamo inserito quindi tra le attività di promozione alla lettura proprio le letture degli InBook, perché sebbene nascano in ambito clinico, possono essere utilizzati da tutti, in ogni ambiente. I piccoli, in età da nido, possono farne uso, fino ai bambini stranieri che si inseriscono nelle scuole. La neuropsichiatria indirizza le proprie famiglie in bibliocuccioli, dove sa che possono trovare i supporti, quindi gli InBook adeguati alle loro esigenze, e le bibliotecarie supportano gli stessi operatori della neuropsichiatria durante i loro incontri di introduzione alla CAA e di formazione specifici proprio sugli InBook. Nelle biblioteche della rete bibliotecaria bergamasca sono state svolte mostre itineranti di InBook, incontri di approfondimento sulla comunicazione aumentativa rivolte ai bibliotecari e all'utenza delle biblioteche, letture animate per bambini con i libri e le varie risorse Leggo Facile. L'intenzione che guida il nostro lavoro sul patrimonio è sicuramente anche la vostra: offrire il libro giusto ad ogni utente. Anzi, non solo uno, ma una scelta sempre più ampia. Grazie per l'attenzione, un saluto da Michela e Valentina. Bene, allora concludo la carrellata qui di alcuni libri che vi abbiamo portato oggi, raccontandovi anche che se venite in biblioteca troverete tutta una serie anche di progetti, di iniziative, di cataloghi, oltre di libri, che vi possono dare tanti spunti. Questo per esempio è il catalogo della Federazione Nazionale delle Istituzioni Procechi, lo trovate anche su www.libritattili.procechi.it ed è un catalogo molto bello dove ci sono appunto tante proposte di libri tattili illustrati con la scrittura nero in braille. Naturalmente tutti i progetti inclusivi che il Centro Studi e Ricerche Barchetta Blu di Venezia ormai da tanti anni porta avanti. Già nei nostri nidi facciamo delle letture in LIS di albi illustrati, poi nel pomeriggio ne faremo ancora, e abbiamo appunto il progetto dall'altra parte la lingua dei segni e poi leggere apticamente con le mani. Abbiamo tutta una serie di iniziative, di attività con i bambini piccolissimi del nido della scuola d'infanzia, ma anche con i ragazzi delle scuole superiori, proprio sull'inclusività. Magari con loro poi c'è anche una spiegazione di un altro modo di leggere e scrivere che è il braille, e poi un progetto che vi accenno, di cui oggi magari si è parlato meno, che si chiama Arriva una barchetta carica di voci, sorrisi, canzoni e idee, un ponte senza tempo tra le generazioni e tra i vari luoghi di accoglienza. È un progetto che, a proposito di fili e di legami, mette in comunicazione audio, per adesso, i bambini del nido e gli anziani della casa di cura Fate Bene Fratelli di Venezia, perché in alcune occasioni dell'anno, a San Martino, per esempio a Venezia è una festa molto sentita, i nostri bambini cantano
e suonano come possono con le pentole e con i coperchi alcune canzoni o filastrocche insieme alle nostre educatrici, alla nostra equipe, registrano questi audio e li inviamo, diciamo, alla casa di cura e di accoglienza per anziani, e gli anziani li ascoltano e poi a loro volta o ci raccontano delle brevi storie che rimandano con questa barchetta immaginaria che se ne va dai nidi con i bambini più piccoli agli anziani delle case di cura, lo stesso a Natale, alla primavera, in alcune occasioni. Facciamo anche delle attività in contemporanea, le mani in pasta si chiama, mentre i bambini della scuola dell'infanzia e del nido fanno delle attività con la pasta di pane e la pasta di sale, gli anziani invece fanno delle attività con l'argilla e la ceramica. Ci sono poi delle foto, c'è tutto naturalmente un discorso di privacy, è un oggetto molto elaborato e complicato, ma insomma trovate tutto questo materiale qui in biblioteca. Naturalmente il progetto della biblioteca di Campodarsego sui Lego, che poi potrete sperimentare. È molto bello il piccolo catalogo bianco-nero, dove si racconta proprio sull'alta leggibilità, dice ingredienti dell'alta leggibilità, una bella storia, illustrazioni fantastiche, un carattere tipografico più chiaro, pause tra un paragrafo e l'altro, carta avorio perché il bianco spara, e vi racconta proprio il perché di una nuova font, ve le fa anche vedere. Lo trovate comunque anche questo www.bianconeroedizioni.com. E infine una bellissima bibliografia e tantissimi libri che potrete vedere come questo, degli in-book. Anche in questo caso ci sono tanti titoli per diverse fasce di età, con la copertina e un po' la spiegazione, ma c'è un bellissimo tavolo dove li potrete anche consultare. E prima di lasciarvi, ultimi 2 libri, il tempo stringe, un libro sempre Kite Edizioni, Come un pesce fuor d'acqua. Ci sono tanti modi di stare al mondo. A volte ci si sente come un pesce fuor d'acqua, anche noi adulti, e il diverso forse ancora di più magari si sente così. E sta a noi fare in modo di aiutare bambini e ragazzi a non sentirsi un pesce fuor d'acqua. E per rispondere in chiusura alla domanda a trabocchetto che Livio Vianello mi aveva fatto, ecco qua vi propongo Abbi cura di me, Simone Cristicchi, Nicola Brunialti, Simone Rea, Lapis Edizioni, e dice così: il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Un albo che non ha età. Grazie. Grazie. Da programma c'era un altro intervento di Roberto Parmeggiani che è alla stessa fiera Lettori alla Pari in Puglia insieme a Elena Rocco. Elena Rocco, siamo riusciti a creare il collegamento, Roberto Parmeggiani non siamo riusciti. Ci interessava sentire anche la sua esperienza, perché oltre a essere presidente della cooperativa H Parlante che si occupa di questi temi, Roberto Parmeggiani è anche sindaco di Sasso Marconi, quindi poteva essere, come dire, un ponte ideale tra l'idea di fare dei progetti da parte degli operatori e anche gli strumenti che un amministratore può mettere in campo per poi concretizzarli. Sappiamo benissimo che a volte i progetti dei bibliotecari, degli insegnanti, degli operatori si scontrano poi con la politica e quindi le scelte che un'amministrazione fa.
Allora, chiudiamo la diretta streaming online su queste considerazioni, ringraziando, visto che parlavamo di politica, l'assessore, il comune di Abano Terme, la biblioteca di Abano Terme, che oltre ad ospitare la giornata e le giornate, perché poi ci saranno altre 2 giornate dedicate, ma trovate il programma nel sito internet della biblioteca e nelle Ronzoni. Sì, ringraziamo naturalmente Daniele Ronzoni, che è il direttore della biblioteca, che ci ha, come dire, coinvolti e ha pompato benzina nella macchina organizzativa. Vi ricordiamo che stiamo all'interno della maratona di lettura che ha superato i 750 eventi iscritti, quindi siamo già molto contenti, ma c'è tempo fino al 23 per potersi iscrivere con le proprie iniziative. E quindi ringrazio di nuovo la Regione del Veneto, che cura tutto, AIB Veneto, anche per la presenza di stamattina con la ricerca, l'ufficio scolastico regionale, editori librai e tutti quelli che sono intervenuti qui stamattina, Lucia Baracco che era in presenza, Elena Rocco, il sistema bibliotecario della Val Seriana, voi che eravate presenti, e ringrazio molto Marina Zulian, ma anche Oreste Sabadin, che è qui accanto, forse compare alla regia tecnica. Facciamo comparire, eccoci qui, e quindi su questo chiudiamo la diretta streaming, mentre per chi sta qui in sala, adesso Marina vi introdurrà a delle letture, una dimostrazione di letture. Ma questo pomeriggio tutti quelli che vogliono venire alla biblioteca potranno anche loro farle in presenza. Certo, vi aspettiamo. Buone letture a tutti.